Presente al Sicilia in Bolle 2019 l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro per la presentazione del suo vino. L'occasione è servita anche per approfondire quanto successo a Lampedusa con la vicenda che ha interessato il comandante della Sea Watch, Carola Rackete, ma anche per un commento ai recenti avvenimenti della politica nazionale siciliana. Sulla Sea Watch, le lo accennava, insomma si è preferito lo scontro oltre che invece cercare una soluzione più moderata e tranquilla. Ai tempi della democrazia cristiana, ma anche dei democratici di sinistra, il problema della Sea Watch si sarebbe affrontato in maniera diversa, si sarebbe risolto senza questo clamore mediatico. Ho seriamente il dubbio che piuttosto che affrontare un problema si sia voluto creare il problema per fare un evento mediatico sia dalla parte di chi stava dentro la nave sia dalla parte di chi stava fuori. È un gioco delle parti che va bene ad entrambi ma non può andare bene alla politica. A me piace stimolarla anche con una domanda di politica, una sua valutazione un quadro generale. Beh, credo che non stiamo vivendo giorni buoni per la politica, vedo tanta confusione non soltanto a livello regionale ma soprattutto anche a livello nazionale, vedo soprattutto, parlo stavolta dei siciliani, ancora tanta voglia di protestare, votando e continuando a votare non più un'idea, non più un programma, non più una scelta di condivisione, ma votando una protesta, votando un'immagine. Non so se questo sia utile alla Sicilia e ai siciliani. È un momento che speriamo abbia anch'esso la sua fine per tornare alla politica, a quella delle riflessioni, dei ragionamenti, dei programmi, del rapporto vero con la gente. Mi rifiuto di poter pensare che il rapporto con la gente si debba fermare soltanto a un surf. Non è questa la nostra storia, non è questa la politica. Presidente, ma come se lo spiega lei, e poi la lascio chiaramente, una Sicilia da sempre serbatoio di voti democristiani, ora è diventata flusso di voti per prima 5 Stelle, ora per la Lega. Questo cambiamento così radicale? Non essendoci più i partiti che raccoglievano il consenso attorno a un'idea, non c'è più la Democrazia Cristiana, non c'è più il Partito Comunista, la gente adesso vota un'emozione, vota una protesta, diventa voto la scelta di volere o di non volere accogliere gli immigrati, diventa voto la protesta fine a se stesso che è quella data ai 5 Stelle, però tutto questo credo che così come abbia avuto un inizio avrà anche una fine, non si può costruire un futuro dimenticando la nostra storia e soprattutto non avendo la forza di difenderla, quindi bisognerà aspettare che questo pezzo di politica faccia il suo ciclo e dare la possibilità a quanti vorranno ancora, costruendo oggi dei processi formativi, la possibilità di tornare alla nuova politica.